Buonasera ad Alessandra Ghizzo e bentrovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1, con me in regia Nicola Marchesin, e oggi salutiamo una cantautrice che attendiamo da tempo, da almeno un anno che la rincorriamo. Salutiamo Erika Boschiero, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao Ale. Cantautrice, cantastorie veneta di origine bellunese ma trevigiana d'adozione. È appena uscito l'album Caravan-Bolero, lo mostriamo alle telecamere, vi ricordiamo che la puntata domani sarà sul sito Veneto 1 e con domani intendiamo giovedì, insomma, dopo la prima messa in onda. Caravan-Bolero segue al disco d'esordio del 2007 Dietro ogni crepa di muro, e per questo insomma, lo attendevamo da tempo. È passato un po' di tempo. È passato un po' di tempo, ma soprattutto perché tu nel frattempo eri attiva, insomma, ti si vedeva in giro anche con diversi progetti, diverse collaborazioni, di cui, citiamo il cantautore veneto Gualtiero Bertelli, il fumettista Paolo Cossi, insomma ci sarebbero diversi progetti da elencare, da presentare. Come arriviamo ad oggi? Cosa hai fatto nel frattempo? Allora, Dietro ogni crepa di muro è uscito appunto alla fine del 2007, quindi diciamo che un paio di anni li ho passati a occuparmi di lui. Poi c'è anche da dire che nel frattempo mi sono laureata, quindi ho studiato sociologia e ho concluso il percorso universitario. Poi appunto sono cominciati gli spettacoli, quindi siccome non sto mai ferma e soprattutto mi piace circondarmi anche di persone diverse, fare esperienze anche molto diverse, anche un po' bizzarre rispetto a quello che è il consueto, no? Per un cantautore, per cui appunto il progetto con il fumettista, il progetto con Gualtiero, poi un altro progetto con un percussionista napoletano con cui abbiamo messo insieme canzoni in veneto e in napoletano, Tony Cercola, insomma poi altre cose, uno spettacolo sulle leggende delle Dolomiti, insomma non sono stata ferma. E nel frattempo è anche vero che cercavo la persona giusta per arrangiare i miei pezzi, perché poi io scrivevo, ma mi rendevo conto che le mie canzoni avevano bisogno di qualcuno che le sapesse vestire nella maniera adeguata, per cui che in qualche modo non le soffocasse, insomma che fosse in grado di farle volare come forse potevano. E infatti dopo 4 anni di ricerche ho conosciuto Edu Hebling, che è questo contrabbassista brasiliano che sta qua in Italia, anche se adesso fa un po' qui e un po' in Brasile. E infatti questa sera non c'era qui perché proprio a San Paolo in questo periodo, e lui ha preso le mie canzoncine e ha cominciato a lavorarci in 2 anni di lavoro insieme, perché lui è arrangiatore e produttore artistico, coproduttore insieme a me. Abbiamo realizzato Caravan-Bolero, infatti non a caso poi nella copertina che vedete, che vedi lì, sì, che è una fotografia realizzata da Alessia Trentin, che è un'altra artista trevigiana che io reputo geniale, un po' sconosciuta ancora, però spero che le persone si accorgano di lei e la seguano perché merita. E c'è anche questa forma di autoironia, se vogliamo, nel senso che Alessia mi ha messo dentro una chiocciolina, quindi vado piano, ma insomma dopo 7 anni il disco è arrivato, e anche secondo me insomma a me piace molto, ne sono molto fiera, per cui credo che sia valsa la pena anche aspettare e fare le cose così. Poi sullo sfondo le montagne, ovviamente, pianura, e esatto, quindi ci sono io, insomma, sì. Oggi, e degli orologi, quindi sì, esatto. Insomma, di cosa parla Caravan-Bolero? Parlerà, immaginiamo, di viaggi o comunque di luoghi, di situazioni. Spiegaci un po' com'è nato. Ma sì, è un viaggio. Tra l'altro la prima canzone è la storia di un trenino che dalla stazione di Milano parte per intraprendere un percorso apparentemente consueto, invece a un certo punto si stacca dalla ferrovia e vola nell'universo, quindi su per far vedere ai suoi passeggeri quanto è bella la terra vista dall'alto. Questa è la prima storia. Tra l'altro poi arriva un momento quasi felliniano, perché Edu ha curato proprio tutto l'arrangiamento per banda, per cui c'è la banda di Mogliano Veneto che suona, quindi questi 40 musicisti che insomma sono stati proprio cari, hanno partecipato con grande entusiasmo a questo progetto, e il percorso poi continua perché si snoda attraverso un paio di canzoni in dialetto bellunese, poi altre situazioni
canzoni che in qualche modo rappresentano o la nostra terra o comunque delle esperienze che io ho vissuto, sempre viste in una certa ottica, e poi si chiude alla fine delle 11 tracce con Souvenir, che quindi è quello che si porta a casa da un viaggio generalmente, che è invece una canzone piccolissima, cioè siamo partiti da una canzone iper arrangiata con la banda eccetera, e si chiude con la canzone invece più asciutta, se vogliamo, perché c'è la chitarra di Fausto Mesolella, che è il chitarrista degli Avion Travel, forse lo ricordate per quello, ma insomma è un grandissimo musicista che ha arrangiato lui stesso questa canzone, poi in collaborazione con Edu, e si chiude con questa chitarra, la mia voce e un corno e le chiavi della mia macchina che cascano per terra. Alla fine lì si chiude il disco, insomma. Allora, Galassia Express è la canzone che apre il disco, Caravan Bolero, è la canzone con cui iniziamo oggi il live a Garage Music, e vi invitiamo di vedere anche la puntata in video appunto sul sito veneto.it. Presentiamo i musicisti che ti accompagnano questa sera. Allora, infatti, proprio perché Edu è in Brasile adesso, lo sostituisce Luca Peruzzi, e poi c'è invece Eric Cisbani, che è il batterista, che invece è anche il musicista che ha registrato tutte le batterie, a parte un paio, del disco, quindi ci segue da un po' di tempo. Quindi contrabbasso, batteria e poi io alla chitarra e la voce. Erika Boschiero, questa è Galassia Express. Fermo alla stazione di Milano, un treno sbuffa un po' di fumo che sale fra l'acciaio dall'ultimo binario, chiama raccolta occhi e nasi e scarpe di vernice che scivolando tra i vagoni osservano chi resta sul marciapiede a guardare in su. Via, si muove sulla ferrovia col muso dritto contro vento, respira lento l'odore buono dell'utopia. Via, fino alla prossima stazione, chiamando tutte le persone col loro nome, queste salutano e saltano su. Tururu, tururu, tararara, tururu, tururu, tararara, tururu, tururu, tararara. Ecco che poi si stacca dai binari e punta dritto verso il sole dai finestrini, le bocche aperte guardano giù. Danza la lunga danza dei pianeti, fermando tutti gli orologi raccoglie i sogni in un cestino di stoffa blu. Tururu, tururu, tararara, tururu, tururu, tararara. Lontana e bella da guardare, è biglia azzurra che scintilla di mari grandi, di luci elettriche di laggiù. Ecco che quasi quasi si commuove, le stelle guardano sorprese, qualcuna ride, per questo brilla un poco di più. E non c'è nord e non c'è sud, e non c'è oriente e non occidente, e non c'è giorno che non finisca e nessuna notte dura per sempre. E non c'è posto dove nasconderti, ascolta e guarda e non dire niente, ascolta e guarda e non dire niente. Dell'infinito ripartire, fissare dritto l'orizzonte che si avvicina mentre le nuvole vanno via. Tempo cullato e lento del tornare, poi tutti scendono dal vagone, lui si riposa su un tratto morto di ferrovia. Tururu, tururu, tararara.
Abbiamo ascoltato dal vivo Garage Music, Galassia Express, siamo con Erika Boschiero. Da lontano le cose appaiono spesso più belle. È così, da vicino? Ma invece a me piace guardarle abbastanza da vicino, infatti poi se qualcuno di voi ascolterà il disco si renderà conto che molto spesso cerco di osservare le storie che racconto proprio invece partendo anche da angolazioni e da punti di vista un po' inusuali, quindi spesso proprio dal piccolo, no? Attraverso l'oggetto, la piccola situazione, l'espressione, il sopracciglio, la conchiglia, la foglia, sono tutti, non lo so, punti di vista attraverso cui puoi guardare storie molto grandi invece, no? Quindi io trovo che sia molto interessante anche la visione da vicino, magari si vedono di più le imperfezioni. Magari è più difficile guardare le cose nel loro complesso, ovviamente, però la magia si cela anche proprio nello sguardo ravvicinato molto spesso. Erika, si parlava appunto di un viaggio, di questo filo comunque che ripercorre l'album Caravan-Bolero. Ad Erika, appunto, dove piace viaggiare e come? Dico viaggiare e non andare in vacanza, insomma. Beh, anche quello ci sta. Certo, ogni tanto. Però, dovunque ci siano cose da vedere, nel senso che ho viaggiato tanto e spero di viaggiare ancora tanto e molto spesso le mete sono importanti, molto spesso il viaggiare stesso è importante, cioè molte ispirazioni mi sono venute in treno verso qualche meta, ma la meta poi era un vivere qualcos'altro, ma la riflessività, quella come dire, predisposizione all'ascolto che hai quando sei in viaggio è preziosissima, per cui il viaggio è fondamentale anche per chi fa quello che faccio io. E poi dove si va, che sia a nord, che sia a sud, che sia dove che sia, c'è sempre delle storie da raccogliere e da vivere e da raccontare, quindi sì. E sul come invece, con i tuoi strumenti, taccuino, penna, insomma, oppure è meglio fare una pausa, non lo so. Beh, allora il taccuino sì, poi adesso che esiste l'iPhone, queste cose qui, allora c'è il registratore vocale, mi dà una mano ogni tanto quando mi viene qualche idea, così. E poi sì, diciamo che anche le pause sono fondamentali. È un po' che non ne prendo seriamente una e mi manca, devo dire, infatti ultimamente non sto scrivendo molto, ma ci sta, quando si fa un disco si è tutti concentrati su quello e adesso sul portarlo in giro, quindi va bene così. Poi servono dei momenti in cui uno spegne il telefono, spegne il computer e comincia a lasciare, come dire, a liberarsi di un po' di pensieri di troppo, di un po' di così, pensieri molto concreti legati alle cose da fare, e allora lascia anche lo spazio perché possa nascere qualche canzone nuova magari. Allora, sarebbe da farti adesso la domanda appunto delle prossime date, delle prossime occasioni, insomma, per vederti dal vivo, e quasi quasi a questo punto l'anticiperei, perché sei in giro di fatto da vari programmi, insomma sei stata ospite radiofonica in emittenti come Radio 2, Social Club, insomma il programma con Luca Barbarossa, cioè siamo contenti per te, insomma questo disco viaggia, la tua musica viaggia, diversi concerti adesso. Vogliamo segnalare ai nostri ascoltatori qualcuno? Adesso sono appena tornata da un piccolo tour che abbiamo fatto appunto col fumettista Paolo Cossi, per cui abbiamo fatto Este, Roma e Lucca, e ci aspettano, sarò con Luca, il contrabbassista, a Mira sabato 30 maggio, poi in Val Morel nel Bellunese alla mattina di domenica 31, e poi a Treviso alle Case Piavone sempre la stessa domenica alle 16, quindi sarà una giornata un po' piena. E poi a giugno allora sarò al rifugio Alpe Madre sul Grappa, che è un rifugio molto bello, il 14 di giugno, e poi faremo il 18 a Treviso, il 19 a Casier sempre con Ballate di China con Paolo Cossi, e poi il 20 abbiamo la festa d'estate di Vascon, quindi lì apriamo Paola Turci, quindi sarà bello, insomma, se non avete altri programmi. Poi anche Suoni di Marca il 26 ce ne luglio, sarebbe insomma diciamo che basta andare su ericaboschiero.it e trovate tutte le date, quindi lì c'è tutto, insomma.
Allora, adesso lanciamo la prossima canzone che ascolteremo, suonata dal vivo naturalmente nel nostro garage, Gane a Gane Longane. E qua Cossa se. Langana. Allora, è una canzone tratta da una poesia di Gianni Secco, che forse ricorderete come essere uno dei due Belumat, con cui collaboro spesso perché scrive appunto dei testi in belunese antico molto belli, e racconta la figura delle anguane, quindi di queste fate che secondo la tradizione popolare veneta vivono nei corsi d'acqua, dai ruscelli di montagna fino ai fiumi che portano al mare, e sono delle creature fantastiche, perché si dice che siano effettivamente delle donne molto belle, molto sensuali, molto tenere, che nelle notti di luna piena stendono il bucato lungo i fiumi, ma pare che abbiano i piedi di capra, degli zoccoli al posto dei piedi, per cui loro li nascondono bene sotto le gonne, ma se qualcuno li scopre allora si arrabbiano da morire, cominciano a combinare un sacco di guai. Insomma, sono dei personaggi abbastanza particolari. Allora ci ascoltiamo Gane a Gane Longane. Sì. Erika Boschiero, live a Garage Music. Gane a Gane Longane, dei fossi triolecane, in mezzo al palo, in cao la laguna, al ciaro de luna, la roba di chi? La roba la ve. Gane a Gane Longane, in del vostro reame fa caure barbane, o al mar fa le sirene, al ciaro de luna, la roba la ve. La roba di chi? La roba la ve. Canta le anguane in te l'acqua sarinela, senza saber de pagogna e sanguanela, che le gherose cacore car, e acqua ciara le fa tornar. Gane a Gane Longane, de tete e de cune, in dota portate iaone regalate, al ciaro de luna, la roba la ve. La roba di chi? La roba la ve. Gane a Gane Longane, rivale ma sere inoltre tradite, così sparisce. Al ciaro de luna, la roba la ve, e ancora su che diseme perché canta le anguane in te l'acqua sarinela, senza saber de pagogna e sanguanela, che le gherose cattore care, acqua ciara le fa tornare. Gane a Gane Longane, 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 Gane a Gane Longane. Gane a Gane Longane è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato dal vivo a Garage Music. Siamo con Erika Boschiero. Erika, noi però adesso parliamo della canzone che andremo ad ascoltare subito dopo, ossia Papavero di Ferrovia, insomma la canzone preferita di Ornella Vanoni. Ci spieghi come... Almeno tra le mie, ovviamente, perché sennò sarebbe un po' troppo. Ci spieghi com'è nato questo contatto e come sei riuscita a fare ascoltare il tuo disco a Ornella Vanoni? È molto semplice. Edu, che è appunto l'arrangiatore e il produttore artistico del disco, è anche arrangiatore di Ornella Vanoni, quindi la conosce molto bene, sono amici.
E quindi quest'inverno eravamo a Milano a registrare e un giorno mi fa: ma senti, andiamo a trovare Ornella che ci aspetta per l'aperitivo. Ho detto va bene, e siamo stati a casa sua, proprio vicino al cimitero monumentale di Milano. Lei ci ha accolto col suo cagnolino Wai in questa casa molto bella, ha versato il suo rosé e abbiamo chiacchierato, ascoltato il disco, è stato molto bello. Poi tra l'altro sono tornata a pranzo da lei un altro paio di volte, poi in camerino prima di qualche spettacolo ancora per qualche chiacchierata, quindi si è creato un rapporto molto bello, insomma è un po' come una seconda nonna in qualche modo, è molto così. E quindi ha ascoltato tutto il disco e Papavero era la canzone che le piaceva di più. Beh, segnaliamo che questo brano Papavero di Ferrovia è entrato anche a far parte della compilation del premio Tenco 2012 e tra l'altro, non avevo detto prima, sempre nel 2012 hai ottenuto il premio per il miglior testo del premio Musicultura. Lo stesso, nello stesso contesto, quindi per il miglior testo nel premio Parodi e nel 2013 il premio Corde Libere. Ecco, mi verrebbe da chiederti, certo partecipare a dei concorsi dove la critica si esprime è di sicuro importante, sono importanti i riconoscimenti, però chiaramente anche incontrare dei maestri della musica italiana è altrettanto importante. Adesso a che punto sei della tua carriera, insomma? È ancora importante cimentarsi in un premio, diciamo, nel... Ma allora, come concorsi devo dire che negli ultimi 2 anni non mi sono più iscritta a nessun concorso, un po' perché appunto quelli grossi in Italia più o meno li ho toccati tutti e sono andati anche bene, per cui insomma dovrei tornarci. Magari lo farò. Diciamo che la cosa bella dei concorsi sono soprattutto i contatti che si creano, no? Le amicizie con i colleghi da tutta Italia, quella è la cosa più bella. E ovviamente poi se i concorsi vanno bene ci sono anche poi delle ricadute reali positive nel proprio lavoro. Tutta la parte invece più legata alla competizione, al giudizio, che poi non vivo tanto la competizione quanto però il fatto di andare su un palco e di sentirsi comunque giudicati da una giuria, dopo tanti anni che lo fai, io sono quasi 10 anni ormai che faccio queste cose, mi sono forse un po' stancata, anche se non escludo che magari ne rifarò altri in futuro, però in questo momento non mi interessa molto, preferisco appunto fare lo spettacolo con Gualtiero Vertelli, fare altre collaborazioni e lavorare sulle canzoni. Poi, chi lo sa, magari riprenderò anche coi concorsi, non lo so. È che mi comincio a sentirmi un po' vecchia. No, beh, ma penso che questo non sia. Certo, appunto, magari forse è un po' mettersi in gioco quando... Sì, sicuramente sì, forse appunto forse ricapiterà anche che mi iscriverò a qualche concorso, vediamo. E invece per quanto riguarda la scena veneta, appunto, la rete che si è creata anche a livello cantautorale, ne abbiamo parlato con diversi ospiti qua, però ci piace appunto rimanere aggiornati e conoscere un po' il punto di vista di ciascuno, anche perché appunto c'è una bella sinergia tra voi. Sì, solo per dirti, ieri sera stavo tornando da un concerto, era l'1:30 di notte, scendo dalla macchina e mi si avvicina una macchina sotto casa, si abbassa il finestrino. Leo Boschiero, erano Leo Miglioranza e Alberto Cendron alias Dostoevskij, che erano passati sotto casa mia per vedere se ero a casa per bersi una birra, no? Per intendere. Ma a parte questo, insomma, diciamo che con anche Alberto Cantone, Gerardo Pozzi, Giorgio Barbarotta, Francesca Gallo, Davide Camerin, insomma, tutta la famiglia, mi viene da dire, dei cantautori trevigiani, veramente c'è una grandissima stima reale, perché poi c'è anche una qualità molto elevata, artistica in questo momento nella nostra città, e poi veramente un amore fraterno molto forte, per cui ci si supporta molto, ci si vuole molto bene, e questa devo dire che è una cosa che io non so se esista da altre parti in Italia. Io sono fortunata perché ci sono dentro e quindi ho solo da gioire di questo. È importante quindi che gli artisti non guardino al proprio
orticello, è fondamentale, diciamo, soprattutto adesso credo sia proprio l'unico modo per continuare anche a lavorare, proprio quello di mettere insieme le forze e di condividere contatti, situazioni, idee, perché sennò ci si chiude, e in questo momento storico anche dove appunto c'è la crisi, tutte le cose che sappiamo, chi si isola è perduto. A te piace uscire dai binari? Beh sì, sì, se no non farei questo mestiere, credo. Papavero di ferrovia, quindi dove porta? Va. Questa è una canzone d'amore, è la prima vera canzone d'amore che ho scritto, infatti nel testo dico io che d'amore non ho mai cantato, perché io per 10 anni avevo scritto canzoni di tutti i tipi, non avevo mai scritto una canzone d'amore perché ne avevo una paura folle, cioè pensavo che fosse difficilissimo e che fosse appunto difficile non cadere nella banalità, nella retorica, nel già sentito, è la luna, il mare, il ti voglio bene, eccetera, eccetera, non si poteva. E poi qualche anno fa invece mi sono innamorata persa proprio di quei colpi di testa, ed è nata Papavero di ferrovia, e poi da lì non mi sono fermata più, avrò scritto almeno 15 canzoni d'amore, ci ho aperto il rubinetto e ciao. Allora ce l'ascoltiamo, Papavero di ferrovia, Erika Boschiero dal vivo. Io son papavero di ferrovia, tu treno veloce che vola via, carezza un po' scombina. Io, il mare calmo sorpreso da una tempesta che improvvisa fa gonfiar le onde a prua. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte si nasconde. Con le parole io ho sempre giocato, ora che ne ho bisogno non ho fiato e ogni sillaba muore. Un saluto alla stazione è un incavo di spalla a cui prometterei una lacrima in partenza. La geografia di un corpo dà una vertigine nell'anima e non puoi più farne senza. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va giocato e a volte ti risponde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. Accanto ai canti che ti canto c'è amore, un posto solo per me, te strappato all'avvenire. Un solo gesto da abitare e poi lascia cadere il buio sopra noi, che è tempo di partire. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Sapresti pari ed eccoci signori a voi, due ombre sotto i riflettori e noi sfumati nel vapore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. D'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. Che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte ti
ti risponde. Lancetta semina secondi sopra il ricordo di due occhi mobili a guardarmi da fuori bordo. Leggo un libro che mi hai regalato, ma sorvolo le parole intenta a disegnarti dietro agli occhi e non ho letto niente. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac e tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. È il pensiero di telefonarti che mi tormenta e vorrei che fossi tu a chiamarmi, ma non lo fai. Prendo in braccio lo strumento e canto accarezzando il legno e le sue corde come fossi tu. La musica è nella notte che si ferma, faccio musica per te e nella notte che si ferma. Tramonto prima del buio, cammino stando bene attenta all'equilibrio, sopra lo spago mentre piovono le foglie e i fogli portati chissà come da lontano, dove è scritta tutta la tua musica. E nella notte che si ferma faccio musica per te e nella notte che si ferma che si ferma faccio musica per te e nella notte che si ferma. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac e tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Siamo rientrati a Garage Music, abbiamo appena ascoltato Sullo Spago, con noi naturalmente Erika Boschiero, accompagnata da Eric Cisbani alla batteria e da Luca Peruzzi al contrabbasso. Sullo Spago, te sei paziente, Erika? Abbastanza, direi, sì, mi reputo una persona abbastanza paziente, anche se in realtà quando ho scritto questa canzone non lo ero per niente, perché appunto è una canzoncina che racconta l'impazienza che si prova quando aspetti una telefonata anche che ti sta particolarmente a cuore e quella telefonata non arriva, no? Per cui insomma è stato fatto anche a livello di arrangiamento un lavoro piuttosto interessante da Edu nel sottolineare quella punta di fastidio che si prova in queste situazioni. Poi è bello perché in questa canzone, non oggi ovviamente dal vivo, ma nel disco c'è anche Deborah Petrina che suona un toy piano. Deborah Petrina insomma è una grandissima pianista e cantautrice, quindi insomma sono fiera che lei ci sia in questo disco e quindi insomma è stato divertente fare questo brano. E sulle attese, le attese fanno bene, ritornando a quanto ci hai fatto aspettare per Caravambolero. Fanno bene, finché si resiste sì, diciamo che a un certo punto devono anche finire, per cui è come una gravidanza, no? Che è un'attesa stessa, però a un certo punto deve portare alla nascita di qualcosa, se no poi si perdono un sacco di energie, no? Invece credo di aver aspettato insomma che ne sia valsa la pena in questo caso con questo disco e insomma spero che sia così anche per altre cose.
Caravan-Bolero, come mai questo titolo? È un neologismo nato dalla canzone che porta lo stesso titolo, Caravan-Bolero, che è all'interno del disco e che racconta quello che accade in un piccolo paese quando arriva una compagnia di circo, che non è però il circo di Moira Orfei o il Cirque du Soleil, ma un circo contemporaneo, per cui pochi elementi, senza animali, molta poesia, molto teatro. Io ho assistito al Festival Internazionale di Circo Contemporaneo che c'è a Frisanco ogni anno, che si chiama Brocante. Avevo suonato lì 3 anni fa, ero rimasta lì una settimana e mi aveva colpito moltissimo, da un lato appunto la poesia di quest'arte che conoscevo poco, e dall'altro lo stupore che la gente può provare di fronte a una cosa del genere, quando davvero tutti quanti in qualche modo tornano bambini e tornano appunto a meravigliarsi e anche magari a dimenticare certe pene, magari smettono di pensare troppo a certi problemi, eccetera. E quindi, poi è un bolero, per cui ovviamente la parola bolero ci stava dentro. E siccome è un po' un inno anche questa canzone così, che dice che alla fine la mia gente è bella quando ride, mi piaceva che il titolo portasse, insomma che l'album portasse questo titolo. Hai preparato dei video? Ci sono altre? Sì, ci sono già 2 videoclip, uno appunto questo di Caravan-Bolero uscito la settimana scorsa per la regia di Gigi Zerbetto, e invece Papavero di Ferrovia, un altro videoclip che è stato pubblicato da Repubblica in anteprima quasi un mese fa, e invece è stato girato da Carlo Rasile, poi di una troupe a Roma. Quindi insomma Caravan-Bolero e Papavero di Ferrovia li potete trovare su YouTube. Allora Erika, una curiosità, tu sei cantautrice, quindi nasci insomma e crei le tue canzoni da sola, senza chiederti prima il testo, prima la musica, però hai da subito pensato, hai da subito iniziato a collaborare con altri artisti, o il tuo percorso, insomma, ti c'è anche voluto tempo per aprirti e chiedere a delle collaborazioni? Ma io ho cominciato a scrivere canzoni al liceo, quindi da adolescente, quando avevo 15-16 anni, e per molto tempo me le sono scritte e cantate da sola in camera. Mai avrei pensato che sarebbe potuto diventare addirittura il mio lavoro, quello che mi dà da vivere. Per cui ai primi anni certo facevo tutto da sola. Poi come gran parte delle cose che mi sono accadute veramente importanti, non ho cercato io subito delle collaborazioni, sono arrivate loro, cioè persone che mi hanno sentito e mi hanno detto: vuoi una mano a fare questa cosa? E io ho detto perché no? E è nata un po' così, cioè mi ci è voluto un po' per capire che potevo appunto chiedere anche e creare qualcosa di bello con altre persone. È significativo che altri credano, insomma. Sì, questa è la cosa più sorprendente, più gratificante e anche più commovente a volte, che ci siano persone anche appunto di un calibro artistico molto alto che si siano accorte di me e che vogliano investire su questo progetto. Per me è una grande gioia, una grande fortuna. Sorprendente non direi. Però prima dicevi 2007 appunto anno del disco d'esordio, avevi la laurea, quindi insomma cose che... momenti cruciali anche per una persona che ha il percorso, il binario diciamo da seguire. E quando hai capito quindi che volevi cantare e iniziare questa carriera, questo mestiere? Guarda, c'è stato un momento proprio molto dove questo è apparso molto chiaro. Io suonavo già in pubblico appunto da quando avevo 15-16 anni, poi nel 2006, quindi avevo 23 anni, sono partita, ho fatto un'esperienza di 5 mesi in Ecuador, dove lavoravo con le ragazze di strada e facevo dei laboratori musicali, e mi ricordo che lì veramente ho percepito con grande chiarezza la forza che la musica aveva, quanto io ci tenessi alla musica, quanto mi permetteva di entrare in comunicazione con queste persone, no? Anche dove magari le parole o altre forme di comunicazione non arrivavano, e poi erano loro stesse che mi avevano detto a un certo punto: Erika, ma tu devi fare questo di mestiere. Quando io dicevo no, loro si arrabbiavano e dicevano: ma no, ma è così evidente che tu devi fare questo. Quindi nel loro essere così semplici, nel porsi
nei miei confronti, diciamo che mi hanno dato una scrollata, e quando sono tornata ho detto, beh, proviamoci, facciamo questo. Però bello che nasca durante un viaggio, sempre... Come molte cose importanti della vita accadono in viaggio spesso, sì. Siamo quasi alla fine e non abbiamo toccato un tema che appunto già da una precedente canzone, insomma, si percepisce, quindi una certa attenzione alle tradizioni, alla storia del territorio, delle origini. La prossima canzone si chiama Balintondo del Batimarzo, tra l'altro è un'anteprima. Sì, perché non è l'unica delle 5 che avete ascoltato che non appartiene a Caravan-Bolero, ma apparterrà al prossimo disco a cui che stiamo bello, già lavorando. grazie. Quindi, anteprima. Beh, grazie intanto, e spiegaci se non so, c'è qualcosa da dire rispetto a questa attenzione sul dialetto, sulle tradizioni anche. Ma allora, ci sono due aspetti: l'aspetto formale, semplicemente sonoro del dialetto, che mi affascina moltissimo. Io non sono in grado di scrivere in dialetto, ho scritto una canzone soltanto, però poi il bellunese in particolare è un dialetto bellissimo, quindi io ringrazio 1000 volte Gianni Secco perché appunto mi ha dato la possibilità di mettere in musica le sue poesie, perché comunque il dialetto è sempre una lingua mamma, no? Una lingua che se sentiamo ci fa sentire a casa in qualche modo, e poi ha anche una metrica, una sonorità tutta particolare che apre musicalmente delle strade totalmente diverse rispetto all'italiano, quindi questa è una cosa. E poi ovviamente ci sono tutta una serie di suggestioni, di situazioni anche già di per sé magiche, perché appartengono a un passato molto lontano, a un passato molto diverso dal nostro presente, fatto di tecnologia, di informatizzazione, di ipervelocità, eccetera, e quindi immergersi anche solo per 3 minuti attraverso questa lingua così sconosciuta e però così calda, così mamma, in un'atmosfera come quella del Balintondo, che è questa festa che si faceva una volta quando arrivava la primavera e la gente scendeva in piazza con le catene, i bidoni, i campanacci, faceva una gran cagnara per risvegliare la primavera. Si dice che qualcuno percuotesse addirittura gli alberi con una frustina per risvegliare la linfa che avevano dentro e dirle dai, tira fuori le gemme che è ora di fiorire, no? Ecco, questa situazione qua trovo che sia meravigliosa, quindi metterla in musica diventa una festa. Io non conoscevo questa festa. Ma so che tra l'altro in alcuni paesi si fa ancora adesso, per cui... Qua nel Trevigiano? Sì. E nel bellunese e anche altrove, insomma, non è solo del trevigiano. E quindi, beh, che bello che ce la fai scoprire allora. Ecco, infatti. E apparterà quindi al prossimo album, sei già al lavoro? Abbiamo comunque... cominciato, è stato buffo perché senza volerlo io e Edu ci siamo messi a tavolino a pensare alla scaletta del prossimo disco esattamente il giorno in cui usciva Caravan-Bolero. Wow. Per cui, insomma, abbiamo cominciato a lavorare. Allora, io mostro a favore delle telecamere l'album Caravan-Bolero di Erika Boschiero. Ricordo il sito ericaboschiero.it, che è insomma proprio il primo riferimento, oltre Facebook, certo. Su YouTube i video, ecco, per entrare quindi in contatto con la tua musica. Su veneto1.it troverete il video di questa puntata, video della trasmissione con appunto la performance live con Erika Boschiero alla voce, alla chitarra, Eric Cisbani alla batteria e Luca Peruzzi al contrabbasso. E Erika, grazie per essere stata nostra ospite. Grazie a te, grazie a voi. Io saluto e ringrazio il mio collega Nicola Marchesina alla regia, ringrazio tutti i radioascoltatori naturalmente per essere stati con noi e ci salutiamo con Balintondo del Batimarzo. Ciao! Soni del brondo fondo, sono ardentini dei campanei, fanfone e freddo, batti bando, i brondo, senti com'è che suona il brondo, bala in tondo, bala malon in tondo. Tornerà la primavera, scionfa d'erba e prade fiori, ed e zighette e boccette, che i corvia pari pra noi,
acciappar le lusariole, da impissar le notti fonde, per confonderle col dì, col calnuz che infiam le onde. Soni, soni, son, nel brondo fondo, son ardentini, nei campanei, fanfune e fre, batti barbando, i brondo, brondo, senti come che suona il brondo, bala in tondo, bala balon in tondo. Dai strassina ste canene, che le canta via de lungo, fin in cao delle crosere, fin alle cesure in fondo, che sti camp de ventes gionfi e che sciope in buone piave, perché l'acqua si è giù live, par fontane, par contrade,